È salito a 14 il bilancio delle vittime del tragico incidente avvenuto domenica 23 maggio, intorno a mezzogiorno, sulla funivia Stresa-Mottarone. All'interno della cabina, precipitata improvvisamente al suolo, pare dopo il cedimento di un cavo, c'erano 5 persone residenti in provincia di Varese. Si tratta di Silvia Malnati e del fidanzato Alessandro Merlo, entrambi residenti nel capoluogo, e di una famiglia di Vedano Lona, composta da Vittorio Zorloni, dalla compagna Elisabetta Persanini e dal figlio, il piccolo Mattia, di soli 6 anni, che è deceduto in serata all'ospedale Regina Margherita di Torino. Sulle cause dell'incidente la Procura della Repubblica di Verbania ha aperto un'inchiesta al momento per omicidio colposo plurimo e lesioni plurime e ovviamente l'impianto è stato messo sotto sequestro. Voi avete preso la funivia un paio d'ore prima della corsa tragica. Come è andata la corsa? Come avete appreso della notizia della tragedia? Noi abbiamo preso la funivia un'ora prima, esattamente alle 10:15 circa. Non abbiamo visto niente, abbiamo semplicemente notato degli elicotteri, eravamo a pranzo, abbiamo cercato su internet, cercando abbiamo trovato la notizia. Tra l'altro ci hanno anche chiamato poi subito dopo dei nostri amici per chiedere come stavamo, abbiamo saputo così. La vostra corsa è stata regolare? Non ci sono stati problemi di alcun tipo? Nessun problema. Ma non c'era un addetto con voi in cabina? Un No. addetto della funivia? No. Cioè, No. siete saliti da soli? Sì. Avete fatto anche il cambio di funivia sempre da soli? C'era una persona su alla funivia? Fuori, Fuori, però non cabina. all'interno della cabina, quindi No. le vittime erano da sole all'interno della cabina quando è successo. Probabile. Ok. Voi poi siete tornati con un taxi dal Mottarone qui al Lido di Carciano. Esatto, sì, l'abbiamo chiamato e siamo scesi. Su vi hanno detto qualcosa, i carabinieri, le forze dell'ordine? No, non c'erano carabinieri. No, no, no. No. Niente.